Quarta corsa riservata ai gentleman all'arcoveggio. Sono in 8 al via: 1 Hakim Griff, 2 Ubuleo, 3 Karik Balilla, 4 Elora Mo, 5 Claire di Jesolo, 6 Claire di Iesi, scusate, 6 Chance dei Greppi, in seconda linea 7 Coriolano Pell, 8 Dark Angel Fee. I favori sono per Hakim Griff, numero 1, Vittorio Miniero in sediolo e Ubuleo, alternativa principale, numero 2, macchina che stacca in questo momento con Hakim Griff che cerca di mantenere il vantaggio dello steccato e riesce a contenere Ubuleo, e all'esterno Caribalilla. C'è l'errore però di Ubuleo ed è così Coriolano Pell che filtra in seconda numero posizione. 2 Buleo squalificato Dalla seconda fila, terza Dark Angel Fee, poi Elora Mo devia tutti gli altri. Primi 400 in 29,6 da parte di Hakim Griff, che guida sulla seconda piegata, è sempre tallonato da Coriolano Pell, quindi Dark Angel Fee in terza posizione alla corda. A precedere Elora Mo, quindi Chance dei Greppi, chiudono Claire di Iesi e Caribalilla, che ha dovuto ripiegare in coda. Sposta dalla terza posizione Dark Angel Fee, a un giro dalla conclusione, raggiunge in seconda posizione Coriolano Pell, mentre al comando è sempre Hakim Griff che completa 1 chilometro in 1:15,9. Anche Elora Mo ha spostato al largo, ha guadagnato una posizione Chance dei Greppi lungo la corda e siamo ora a meno di 500 dall'arrivo con Hakim Griff che cerca l'allungo sotto la spinta di Dark Angel Fee. A contatto rimane in corda Coriolano Pell, poi Elora Mo. Hakim Griff in vantaggio, ora accelera nuovamente per staccarsi dagli avversari. Cala Dark Angel Fee, Coriolano Pell in seconda posizione, poi Chance dei Greppi. A centropista Elora Mo, finale con Hakim Griff che vince facile, secondo posto per Coriolano Pell, al terzo chiude Elora Mo. 1:14,9 il ragguaglio conclusivo, 29,4 a chiudere. La vittoria per Hakim Griff che ha chiuso nettamente favorito. In sediolo Vittorio Miniero, Sabina Breccia e Nicola Venturi al training per conto della signora. Abela Naton.